Abbiamo fatto il nostro dovere di cittadine italiane. Sì. E adesso torniamo nel nostro monastero. Dove? Qui a San Giacomo di Veglia. Grazie mille. Prego. Donne di chiesa e di fede senza dubbio, ma anche cittadine con i loro diritti e doveri. La giornata del ballottaggio a Vittorio Veneto ha il volto e il sorriso delle suore del monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, una delle istituzioni più riconosciute e ben volute nel territorio. Sono 27.062 gli elettori chiamati alle urne in questa penultima domenica di giugno, 33 le sezioni, tra cui quella dell'ospedale. Qui siamo alla scuola primaria Nazario Sauro in via Montepiana e questa coppia è arrivata appositamente dal luogo di villeggiatura a Predazzo. Abbiamo votato, siamo tornati dalle ferie per votare, partiti ieri, siamo venuti a votare, adesso ripartiamo. È una cosa che bisogna fare e se uno vuole portare avanti le proprie idee deve venire a votare. Non è stata una grossa rinuncia perché lassù piove, però insomma abbiamo fatto un po' di strada per tornare e poi ritornare in ferie. 12,27 la percentuale dei votanti a mezzogiorno nella prima rilevazione utile, era stata del 16,54 2 settimane fa, quando però si votava il sabato e la domenica e non la domenica e il lunedì come stavolta, così al seggio 25. L'affluenza è molto lenta, registriamo nel corso della giornata un andamento lento, ora è la pausa pranzo, quindi molti sono seduti a tavola e alle ore 12 nel nostro seggio, dove in totale ci sono 608 votanti, l'affluenza era di 105 votanti. Vittorio Veneto è l'unico comune della Marca al ballottaggio. In Veneto ce ne sono altri 15, tra questi Bassano del Grappa e Rovigo. Lo spoglio, viste le modalità del voto, sarà lampo o quasi. Mezz'oretta e poi c'è tutta la parte burocratica di compilazione dei registri e consegna del materiale in municipio a Vittorio Veneto. Sì, si va a votare. Quindi facciamo il nostro dovere. Pronta a votare? Sì, convintissima. Che vinca il migliore.